stiamo lavorando a un progetto di rafforzare questi punti di accesso rapido, lo sta facendo l'assessore Lanzarin per quanto riguarda la parte clinica e di sanità pubblica e l'assessore Bottacin per quanto riguarda poi tutto il tema del coordinamento della protezione civile e quindi anche di eventuali problemi di logistica. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza, questa mattina presto, poi ho parlato anche con il presidente regionale della FIMG Crisarà e con il presidente nazionale Scotti, Silvestro Scotti, perché noi siamo preoccupati del fatto che abbiamo i test rapidi, abbiamo in pancia le saponette, i pungidito, insomma chiamatele come volete, il test che si fa con la goccia di sangue. Voi sapete che vogliamo, in accordo con il governo, testare tutto il personale delle scuole. Il governo ci ha detto di aver fatto un accordo con i medici di base, abbiamo qualcheduno che sembra non si renda disponibile. Io veramente faccio appello ai medici di base perché su 90.000 operatori divisi per i medici di base viene fuori quello che ne fa tanti, fa 20 saponette, cioè fa 20 pazienti. Stiamo parlando dei propri pazienti che insegnano o lavorano a scuola. Quindi è fondamentale, e lo dico per il principio di collaborazione e l'ottimo rapporto che abbiamo con i medici di base, che sono in assoluto un anello diciamo fondamentale della catena di tutto quello che riguarda il servizio di sanità pubblica. Però adesso in questo momento chiedo un ulteriore sforzo, considerate che noi abbiamo necessità che si crei questo network sul territorio e dia risposta a questi 95.000 dipendenti della scuola, che è giusto che siano testati prima dell'apertura della scuola in Veneto, e così accade anche per gli altri colleghi nelle altre regioni.